Il visionario è predisposto a cogliere ogni successo individuato e corretto come l'espansione della vostra. Ci dice che la fisica è ed equivale a libertà di opinione. Qui si espone la realtà dei fatti, dove prove inconfutabili hanno dichiarato che c'è un proseguo verso laddove il circuito si ferma. Quindi nel prima e nel dopo esiste la caparbietà che porta ognuno a essere e verificare ogni aspettativa di cogliere l'individuo nell'insieme di presenza ove ci sia mentre non c'è. Concetto di onnipotenza, di onniscienza ci porta a favore dell'apparire in pubblico dove non esiste vita. Ma allora, cosa è che vedo? La risonanza della mia faccia in uno specchio riflesso che possa essere figlio o partner oppure qualsivoglia personalità che raggiunge livelli sostenuti quanto il mio. Se noi ci approviamo ad un movimento che non è mai stato immobile e adeguiamo ad essere perfetti come l'ambiente circostante e raggiungiamo una fase di naturalità che porta a vedere in noi stessi l'altro, chi fu e chi sarà. Quindi arriviamo a relazioni passate e future in base al vissuto storico nostro e di esperienze emotive vissute nel bene e nel male, con felicità e infelicità, e ci troviamo nel presente di una visione dove incontriamo noi stessi nel dopo di poi quando prima eravamo. Quindi il destino esiste nel momento in cui la precedenza, cioè nel prima che diventa presente nell'ora, è reale. Quindi io vivo ora ciò che fu di loro gli avi che tramandano di generazione in generazione fino ad arrivare al presente di chiunque sia compreso e coinvolto e partecipa. Chi non partecipa resta isolato, no, a sua volta l'eremita estremo vive di passato, creando il presente, vivendo l'ora senza speranza, ma con reale dopo chissà. Nel dubbio e nell'appartamento di se stesso, inteso colmo di serenità nella libertà totale, di pace e di fede in se stesso, in autonomia di stima e felice di vivere senza consumo nell'ordine mondiale di società complementata in visione unica di spensieratezza, con la consapevolezza che se si ammala la morte non lo spaventa ma gli toglie il flagello della perdita della vita. Quindi essere visionario significa sapere ciò che i flash ti indicano e avere prospettive di progettualità future. Conoscere i propri limiti ci dà la possibilità di oltrepassarli e avere successi in ogni campo. Imitare altri o raccogliere i pezzetti di altri ci rende unici a metà, l'altra metà è anima riconosciuta, unica per la sua espressione vitale. Wow!